I Re Magi sono arrivati a Montagnana accompagnati da un grande corteo di popolani e hanno portato al Bambin Gesù, nella grande capanna allestita in piazza Vittorio Emanuele II, i loro doni preziosi. Un modo diverso per chiudere le feste natalizie, ispirato alle tradizioni del passato, per riscoprire il gusto della comunità e stringersi in piazza tutti insieme, grandi e piccoli, scaldandosi le mani con un bicchiere di vin brûlé e cioccolata calda. Ai lati della piazza, le bancarelle piene di dolciumi hanno riempito l'aria di profumi e colori, con befane e calze ripiene di leccornie a fare da irresistibile calamita per golosi di ogni età. All'interno del Duomo è rimasto allestito per tutto il periodo natalizio il presepe tradizionale sull'altare maggiore ed un altro presepe presente, passato e futuro. Una rappresentazione simbolica del presepe tradizionale circondato da simboli dell'epoca passata, dell'epoca moderna e del futuro, in cui la tradizione è simbolo di speranza per tutta l'umanità. Si dice che l'Epifania tutte le feste si porta via. Così la notte ha posato la sua mano sulla città e le famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni per godersi gli ultimi attimi di una meritata vacanza prima di tornare alla vita quotidiana.